Grazie mille. Non so se mi alzo e rimango nel cono, no? Giusto? Io sto alle istruzioni, non devo cadere giù e non devo neanche sfondare questo che costa 10.000 euro, giusto? Buonasera, abbiamo iniziato un po' così in modo atipico, ma ecco, quello che ci troviamo stasera a discutere, a parlare, lato mio, che è un lato giuridico, come ha detto bene nell'introduzione, e Matteo che ci segue da Pordenone, penso, sì, da Pordenone, per il lato educativo è un tema molto impegnativo. Io penso che questo sia già, no, il quarto giusto intervento su queste tematiche ed è diciamo, come capite, una materia che si costruisce giorno per giorno, delle difficoltà che si costruiscono giorno per giorno e delle situazioni nuove un po' per tutti quanti noi. Io adesso non so voi che state ascoltando chi siete, non nel senso ovviamente di nome e cognome, ma penso che siate qua come genitori, come educatori, siete qua magari perché interessati come studiosi, adesso non so che pubblico ci sia, però il fatto che siano così materie nuove mi porta sempre, quasi ogni giorno nella mia esperienza legale, a trovare situazioni. La cosa bella di questo intervento con il professore che ci ha gentilmente invitato è stato incontrare le scuole, è stato incontrare la classe del biennio, dove abbiamo parlato dei rischi legali di internet con i protagonisti di questi rischi, cioè coloro che si trovano ad affrontare ogni giorno questi rischi. Ma secondo me anche voi genitori, anche voi educatori, vi trovate di fronte a problematiche che prima non avevate mai affrontato. Qualche mese fa, no, era prima dell'inizio della pandemia, è venuta in studio da me una mamma e mi ha detto: avvocato, ho un problema legale, no? Mi è arrivata una lettera di un avvocato, una diffida, perché io come mamma, dopo aver visto mia figlia che aveva ricevuto dei messaggi WhatsApp su un gruppo di classe dove veniva offesa e veniva poi tirato in ballo il dirigente scolastico dicendo: è inutile che vai a piagnucolare dai professori, tanto noi conosciamo il dirigente scolastico e fa quello che dice no, quello che vogliamo noi, e oltretutto è una cretina, cioè ha detto tutte queste robe. Io che cosa ho fatto? Ho fatto lo screenshot, no? Ho fatto l'immagine di quella messaggio WhatsApp fra il telefono di mia figlia, 13 anni, e della sua, fra virgolette, amica, e l'ho portato alla preside. La preside ha convocato la ragazza dicendo cos'è questa cosa, eccetera eccetera. La mamma della ragazza è andata da un avvocato e l'avvocato ha scritto una diffida a me mamma perché mi sono permessa di portare il messaggio WhatsApp fra le due figlie, e questo sarebbe il reato di intercettazioni di comunicazione. Cioè, una follia, no? Un cortocircuito, Matteo forse ci sta ascoltando, ma un cortocircuito pazzesco, dove quello che la mamma ha fatto, cioè guardare il messaggio della figlia infra 14enne, dove si è consumato un reato, comunque una cosa anche dal punto di vista educativo sbagliata, per portarlo all'educatore impersonato dalla scuola, è stato considerato dalla mamma di quella che ha mandato il messaggio un reato. Una cosa folle che deriva dalla problematica che vi dicevo prima, cioè che noi stiamo affrontando degli argomenti nuovi. Io adesso andrò pian piano avanti con le slide, non so se il modo migliore forse è questo, guardate, giusto? Riesco ad andare avanti? 9, clicco, come nelle migliori, no, dirette televisive. Però se non andi avanti tu, ce l'ho fatta. Allora, ho portato, no, queste sono le stesse slide che ho usato con i ragazzi a scuola, no? E con i ragazzi a scuola ho chiesto: voi conoscete questi signori qua? Secondo voi qualcuno ha detto sì, io conosco? Uno mi ha detto sì, conosco quello là. Ve lo faccio vedere, esco dal cono d'ombra. Conosco questo qua. Perché? Era Bonolis, perché fa ciao Darwin, adesso io, conoscete, no? Eppure penso che, adesso io non so che età avete, ma questi sono
no? I nostri eroi della televisione, cioè Bim Bum Bam, Arnold, no? l'A-Team, Beverly Hills, adesso no, forse non tutti conoscono. Ecco, la questione fondamentale è che questa è stata la nostra infanzia, lo strumento con cui si arrivava a questi idoli, perché per noi erano idoli, era ovviamente la televisione. Poi ho cambiato slide e ho detto, conoscete questi? E tutti, c'è questo, c'è quell'altro, c'è questa, c'è no, Grax, c'è Stephanie, c'è... Voi li conoscete? No. Vedete la differenza tra le due slide? Cioè, è una cosa pazzesca. Eppure questi signori qua girano mezzo PIL dell'Uganda da soli, no? E hanno milioni di visualizzazioni. Io adesso vi dico una cosa segreta, io ho una figlia di 14 anni e un figlio di 11 anni che non guardano la televisione. Penso, poi avete figli, giustamente, adesso fatemi sì con la testa, non guardano la televisione, guardano YouTube dove ci sono questi supereroi qua che commentano altri che giocano ai videogiochi o che fanno nuovo lipstick o nuovo... ok? E quindi qui vedete la differenza fondamentale. Il punto centralissimo del discorso, eccolo qua, che tutto sommato questi strumenti sono strumenti che hanno un loro impatto nella vita sociale di tutti quanti noi. Io qui ho messo un esempio, Chiara Ferragni spinge il prosciutto di San Daniele, visto che siamo a San Daniele. In realtà non so se c'è qualche rappresentante delle cose di prosciutto, ma Chiara Ferragni non ha fatto l'immagine dei prosciuttifici, ma l'azienda di Chiara Ferragni, che è una azienda di promozione e di marketing, ha spinto, diciamo, il prodotto prosciutto di San Daniele. Ma torniamo un attimo alla televisione. Che differenza c'è fra la televisione e internet? Ed è un approccio per arrivare al tema di questa sera. La differenza è che esistono decine e decine di norme dell'ordinamento giuridico italiano che disciplinano la televisione e soprattutto che disciplinano quali programmi televisivi mio figlio di 14 anni può vedere in una fascia oraria. Adesso qui, guardate, ho copiato, ve le leggo perché non si riesce a leggere bene, no? Sono pezzi di norma, no? È ingannevole la pubblicità che minacci anche indirettamente la sicurezza dei bambini e adolescenti e abusi della loro naturale credulità. Oppure, le trasmissioni pubblicitarie di televendite devono essere leali, oneste, rispettare la dignità della persona e non arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni. Oppure, sono vietate le trasmissioni anche in relazione all'orario di trasmissione che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico, morale dei minori o che presentino scene di violenza gratuita, insistita o efferata, ovvero pornografiche. Bene, queste sono tutte norme di legge e le ho citate, vediamo se si vedono, eccolo qua, il codice di autoregolamentazione di TV minori, il decreto 177 del 2005, la carta di Treviso che è il codice deontologico dei giornalisti, non so se ci sono giornalisti presenti in sala che devono rispettare il minore, sono tutte norme a tutela dei nostri ragazzi. Sono preoccupatissimi a tutelare giuridicamente che cosa si può, che cosa non si può proiettare in quella scatola che è la televisione. La televisione viene disciplinata in questo modo a partire dagli anni 80-90 e oggi come oggi possiamo dire di essere blindati, cioè in televisione noi non avremo mai un nostro figlio che subirà un vulnus di qualsiasi genere legato ad una trasmissione. Se mai succedesse, guardate qua, non so se conoscete questi programmi, no? Ci sono un'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Agcom, che interviene e sanziona con 60.000 euro cos'è, Walt Disney Company Italia SRL, Rai 1 con 25.000 euro, la società Il Sole 24 Ore se viene fatta durante la zanzara di Cruzzani qualche parolaccia, e tutto questo mondo molto molto strutturato. Qual è il problema? Che mentre nei media tradizionali abbiamo la cornice normativa con la solida tutela, lo strumento è comunque controllabile perché la TV, io so chi trasmette, ha l'autorizzazione, c'è Mediaset, c'è Canale 5, adesso ci sono anche le televisioni satellitari, ma insomma sono un numero finito. Terza caratteristica, nella TV c'è un soggetto attivo, chi trasmette, e milioni di soggetti passivi, ma sono passivi, stanno lì a guardare e non fanno altro.
Ecco, tutte queste tre caratteristiche non si ritrovano nell'altro mondo, quello della seconda slide, di quei personaggi là. Là c'è un mondo che non ha una cornice normativa solida, che non è uno strumento controllabile, perché non esiste un canale YouTube. Penso che esistano miliardi di canali YouTube e uso YouTube che ancora umilia una piattaforma controllabile, come vedremo. E non esiste un soggetto attivo e milioni di soggetti passivi, ma tutti quelli che guardano creano i contenuti. Quindi c'è un mix incredibile di milioni di produttori di contenuti e di milioni di persone che guardano se stessi e gli altri e fanno a gara per comparire ed essere l'idolo o il personaggio di riferimento. Quindi in internet non può esistere una normativa. Internet produce non solo infiniti canali e contenuti in tutto il mondo, ma anche infiniti modi di comunicare, perché chiaramente non sei chiamato solo a guardare che cosa succede, puoi anche commentare e il tuo commento diventa mezzo per poter lucrare attraverso, poi vedremo, anzi non avremo tempo di vedere, ma attraverso strumenti di profilazione, di raccolta di dati personali, di informazioni, e quindi diventi un prodotto da vivisezionare per poi essere rivenduto nel mercato delle pubblicità, eccetera, eccetera, insomma le cose che in qualche modo sapete. Ma soprattutto, terzo punto, tutti contemporaneamente creano e fruiscono dei contenuti, dove la cosa comunicata è contenuto stesso da fruire. E questo è il tema dell'incontrollabilità, perché se tutti creano contenuti attraverso questo strumento, questo mezzo che è internet, diventa praticamente impossibile controllare. E qui comincio a seminare per il mio amico Matteo, l'aspetto educativo diventa fondamentale. Non è più l'aspetto normativo, io riesco a bloccare quel contenuto su Telegram, quel contenuto su WhatsApp, quel contenuto su YouTube o quel contenuto sul sito Pinco Pallino. Non riesco a bloccarlo con una norma specifica come abbiamo fatto per la televisione. L'aspetto educativo diventa fondamentale. E come dicevamo prima con Paolo, è l'aspetto più difficile, perché educare significa fare fatica e non c'è più, dopo lascerò ovviamente a Matteo questo argomento, il senso della fatica nell'educare. Andiamo alla parte delle responsabilità. Allora, abbiamo detto che esiste una ecosistema di strumenti, software, applicazioni tenute insieme da internet, che è la base di una nuova economia, che l'economia la chiamano driven economy, data driven economy, cioè l'economia che si basa sullo sfruttamento dei dati personali. Io di mestiere faccio il responsabile della privacy nelle scuole, nei comuni, nelle aziende, quindi è una figura prevista da un regolamento europeo 679 GDPR del 2016 ed è fondamentale. Oltretutto, la perversione di questo sistema è un'altra. Sapete qual è? Che queste infinite soluzioni per poter in qualche modo catturare informazioni e dati da rivendere o utilizzare in qualche modo economicamente vantaggioso, hanno come terreno di sfida, sapete che cosa? Il tempo che i nostri ragazzi passano su sti affari qua. Cioè, ci sono le più grandi intelligenze del mondo concentrate nel catturare l'attenzione dei nostri ragazzi in modo tale che questi siano indotti a non staccare mai la testa, perché in questo modo riescono ad interagire di più con lo strumento. Se interagiscono di più vedono più pubblicità, se vedono più pubblicità io guadagno un soldino più degli altri. Quindi ci sono delle tecniche molto vicine veramente sfruttamento di bias cognitivi psicologici molto complicati, che fanno sì che ci sia una sfida per combattere il tempo di permanenza negli strumenti. Quindi nei videogiochi, ad esempio, parlo più per i maschietti, il farti vincere, 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 poi perdere, poi vincere, vincere, poi perdere, che è la tecnica del casino, più o meno la stessa perversione, diciamo, cognitiva. Nelle più delle ragazze la questione dei video, la velocità, non ti concentri mai più di
3 secondi sullo stesso video, hai sempre la cosa di mandare avanti per vedere cosa succede dopo, ma il video che viene dopo non è mai casuale, il video che viene dopo viene sempre in funzione di tutta una serie di analisi di intelligenza artificiale che fa sì che, siccome hai visto questi 3 video, probabilmente il quarto, quello che è piaciuto a miliardi di altre ragazze prima di te lo propongo anche a te. E quindi la sfida al tempo, la sfida a farci stare dentro il tempo. Poi la questione dell'interazione, e passo ad un punto fondamentale. Anche la comunicazione fra utenti diventa intrattenimento utile per comprendere, per fare questa economia dei dati. Vi siete mai chiesti perché Facebook ha comprato WhatsApp? Questi hanno speso 16 miliardi, mi pare, di dollari per comprare un'azienda gratuita, cioè non è che tu WhatsApp pagavi, no? No, hanno speso 16 miliardi per avere un'azienda che non produce utili. Loro hanno capito, cioè il sistema economico ha capito, che anche la comunicazione fra gli utenti è un contenuto come se fosse un programma televisivo. Quindi le chat, quindi questo sistema, diciamo, di valutazione, di comunicazione, diventa contenuto. Ecco, tutto questo, rapportandolo alla televisione, apre un tema che è un tema di responsabilità. Io ho messo una breve citazione. Il mondo digitale non è un velo magico che cancella gli aspetti normativi e le responsabilità legali nell'uso di questi strumenti, quindi quello che si fa nel virtuale, nel mondo del diritto, è più reale di quanto possiamo immaginare. E questo è il primo insegnamento, non voglio rubare ovviamente il ruolo a Matteo, questo è il primo insegnamento che noi genitori dobbiamo dare ai nostri figli. Ciò che fai nel virtuale è perfettamente reale, punto. Vabbè, l'esempio è classico, no? Cioè tu non entrerai mai in classe insultando la tua prof o il tuo compagno di classe davanti a tutti. Se tu lo fai in una chat di WhatsApp stai facendo questa roba qui, ma è una chat. Ma questa è una roba anche degli adulti, cioè adesso io sto lanciando la croce contro i ragazzi. Anche molti adulti non si rendono conto, no, di aver fatto, no, in un gruppo una determinata cosa. Ma cosa vuoi che sia? Era una chat. Il mondo, nel mondo del diritto, il virtuale è altrettanto reale. Tant'è che, lo dicevamo anche a cena, anche il mondo degli avvocati è cambiato e molto vive di questa parte legale del virtuale. Trasmettere ai giovani, e questa è stata la bellezza dell'incontro che abbiamo fatto con la scuola, i confini della legalità, nonché le trappole, i rischi che si nascondono dietro questi strumenti, è un fondamentale dovere degli adulti, ho scritto, anche per gli adulti, sia lato ovviamente genitoriale, sia lato ovviamente scolastico. Allora, le responsabilità. Andiamo a vedere allora questo aspetto, che è forse un aspetto molto complesso ma affascinante. Innanzitutto abbiamo diversi tipi di responsabilità e in questa slide, cioè di solito, ecco, la metto giù così, di solito nei convegni, negli eventi, si parla sempre delle responsabilità dell'utente. L'utente che commette un reato attraverso uno di questi strumenti è punito perché commette questo reato, dopo ne vedremo tanti di situazioni di questo genere. Ecco, io comincerei a mettere l'accento, sia se fossi il legislatore, sia se fossi anche la coscienza critica di questa società, nelle responsabilità della piattaforma che poi lucrano economicamente sul dato che vengono... Cioè, il fatto che una piattaforma permetta la condivisione di un video dove si prende in giro un ragazzo down, questo è un caso realmente successo, il caso Vidi Down, dove c'è stato appunto per la prima volta la denuncia non tanto ai ragazzi e non solo ai ragazzi che hanno preso in giro un ragazzo down, ma alla piattaforma che era YouTube, che ha permesso di pubblicare un video dove dei ragazzi prendevano in giro un ragazzo down. Ecco, quel tema lì è un altro tema gigantesco che dobbiamo utilizzare, la responsabilizzazione di questi strumenti che oggi come oggi sapete come si siano difesi? Esiste una norma, anzi c'ho la slide,
anche se andrò veloce. La difesa ai sensi del decreto legislativo 70 del 2003, una legge del 2003 per disciplinare una situazione giuridica che è nata nel 2006, perché YouTube, Facebook sono dopo il 2006, quindi una norma prima di che venisse fuori lo strumento. Però la legge del 2003, la difesa è stata: ma noi non possiamo mica vedere, caricano 1 milione di video all'ora, non possiamo mica mettere 500.000 persone a guardare video per video se è giusto o non è giusto. E con questa, che non è una scusa, è una situazione di fatto, si è sempre detto le piattaforme non sono responsabili dei contenuti che trasmettono, qui bisogna lavorare molto. E non ci crederete, ma in Europa, vediamo se riusciamo, eccolo qua, si sta lavorando su questo tema con 3 proposte di regolamento molto molto importanti, che sono una legata al governo dei dati, una legata al mercato digitale, una legata ai servizi digitali, e tutte e 3 insieme stanno sostanzialmente dicendo: care piattaforme che fate i miliardi di euro con questi flussi di dati e il relativo utilizzo dei dati personali, voi siete perfettamente in grado, con sistemi di algoritmi e di intelligenza artificiale, a riconoscere dei video pornografici, dei video che violano il diritto d'autore, dei video che sono offensivi, e siete perfettamente in grado di farlo. E quindi voi, piattaforme sopra i 10 milioni di euro, riuscirete, dovrete farlo, altrimenti vi sono delle sanzioni. Quindi stiamo andando con difficoltà, perché sono secondo me anche dal punto di vista delle lobby molto forte, verso la responsabilizzazione della piattaforma. Andiamo a vedere. Volevo aprire una parentesi, non abbiamo il tempo. Vi faccio una domanda, vado velocissimo. È giusto che Google crei contenuti sul suo portale usando articoli di giornale del Corriere della Sera, di Repubblica, del Sole 24 Ore? Cioè, avete visto, se voi mettete la parola coronavirus sul motore di ricerca, vengono fuori gli articoli di giornale del Corriere della Sera e tu li leggi da lì, e questo porta comunque flusso di dati, informazioni e quindi di denaro a Google, che però sfrutta il giornalismo degli altri, l'idea degli altri, il prodotto intellettivo degli altri. Però questi soldini vanno qui. Poi dicevamo con Paolo in quale stato vadano e quali tasse paghino, questa è un'altra partita, no? Da giocare, insomma, ma insomma non è questo il tempo. Ecco, con la direttiva 790 del 2019 approvata in queste ore, in questi giorni dal nostro Consiglio dei Ministri, si arriverà all'equo compenso ai giornali per le notizie che transitano attraverso i portali di condivisione. Questo è un passaggio molto importante, e vi faccio notare una cosa: che la legge è lenta, la tecnologia è velocissima. Cioè noi arriviamo a normare una cosa sempre 4-5 anni dopo che ormai la frittata si è verificata. Questo è un altro tema. I sistemi democratici imperfetti che conosciamo eccetera sono troppo lenti rispetto alla tecnologia. Altro tema. Vabbè, non vi lascio la direttiva. Andiamo invece alle responsabilità dell'utente, perché effettivamente i nostri ragazzi che si trovano o a fare contenuti o a usare queste chat o a usare questi strumenti, tutto sommato rispondono come nella vita reale, anche se sono nel virtuale, rispondono legalmente. Andiamo a vedere un attimo di velocissimo inquadramento. Innanzitutto in Italia è imputabile, quindi vuol dire imputabile in un procedimento penale, quindi una responsabilità penale, chi abbia compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva la capacità di intendere e di volere. Quindi sostanzialmente sotto i 14 anni una persona non è imputabile, e parliamo di responsabilità penale. Mentre se è vero e come è vero che il minore risponde solo delle sanzioni penali, delle conseguenze civili, indovinate chi risponde? Rispondono i genitori, in quanto esercenti la potestà sul minorenne. Quindi, se il mio pargolo di 16 anni cagiona un danno offendendo l'onore e la reputazione della prof, e questa
è capitato, cita in giudizio perché si è sentito, cioè per il risarcimento del danno morale, eccetera, eccetera, chi risponde è il genitore. Questo è un altro aspetto molto molto importante, perché molto spesso le conseguenze educative sono valutate le conseguenze educative anche dal punto di vista del risarcimento civile. Allora, nella sostanza, ho detto ai nostri ragazzi durante l'intervento, se tu sei il creatore dei contenuti, quindi fai video, fai storie, fai il post sui social, commenti, metti un like, usi la chat, se tu hai più di 14 anni e tu combini un guaio nella consapevolezza della condotta che tu stai ponendo in essere, chi risponde? Ovviamente la domanda è retorica, ma è bene che anche noi sappiamo chi risponde, cioè il ragazzo. Facciamo degli esempi. Cosa abbastanza tipica, mi è capitato come avvocato, come anche consulente delle scuole, durante la DAD, si chiama più DAD, però io lo chiamo sempre DAD, no? Alcuni alunni facevano le foto alla prof, no? Dopo con il Photoshop facevano la caricatura, ci mettevano la faccia col corpo di un'altra e insomma offendendo la situazione. Bene, è lecito fare una cosa del genere? Ovviamente la domanda è retorica. E allora, vediamo. Cuneo, pubblicavano foto di prof e compagni ritoccate sui social, sospesi 300 alunni. Allora, sono partito con una sospensione disciplinare, non ho voluto dire il reato. Questo però per dirvi cosa? Che una marachella, come potremmo chiamarla, no? di ragazzi ha delle conseguenze nella vita reale. E quale reato sarebbe? In questo caso non c'è stata ovviamente la contestazione, ma c'è stata solo, la parte disciplinare. Articolo 615 bis del codice penale, interferenze illecite nella vita privata. Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visivo-sonora si procura indebitamente notizie o immagini attenenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che sia più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute. Quindi, se io con il mio cellulare a casa o durante la lezione o a scuola fotografo e diffondo, eccetera, sto commettendo questo reato. Eppure, fare foto anche in contesti intimi per i nostri figli, per i nostri ragazzi è considerato quasi una cosa, non dico normale, ma quasi. Andiamo a un altro esempio. Ho scritto in modo rapido: insultare qualcuno. Messaggi vocali in chat contro compagno di classe denunciato 16enne. Continui messaggi vocali sulla chat di gruppo di classe, tutti contro un compagno colpevole di essere sovrappeso, di vestirsi non alla moda e di un rendimento scolastico non sempre buono, iniziati a settembre, divenuti martellanti, eccetera, eccetera. Quindi si arriva alla situazione ingovernabile, si arriva alla situazione anche dal punto di vista psicologico per la vittima, e qui ovviamente la parola non l'ho mai usata, ma è sempre dietro l'angolo, che è quella del bullismo e del cyberbullismo, quindi atti di bullismo perpetrati attraverso gli strumenti tecnologici, si arriva alla denuncia. Che reato rischia un soggetto che ovviamente fa un'attività di questo genere? Vediamo un altro esempio: ragazza bullizza insegnante condannata a un risarcimento di 14.000 euro, questo per la parte civile. 595 codice penale, diffamazione. Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punito con la reclusione fino a 1 anno con la multa fino a. Se l'offesa consiste sui social, per giurisprudenza costante, ho messo qua una Cassazione del 2017, è una delle sentenze più famose,
se c'è una diffusione sui social diventa diffamazione aggravata. Perseguitare qualcuno, terribile, perseguitare qualcuno. Vediamo. Stalking a una studentessa del liceo. Ero fidanzata con quel ragazzo più grande di me per paura, non per amore. Altro tema di una delicatezza che è l'educazione sentimentale, un tema su cui si potrebbe fare un festival della Costituzione. Però ecco, la tematica è, vabbè, questo è il caso di una studentessa del liceo che aveva un fidanzato più grande. Però, guardate qua, Brescia, stalking su Instagram ai danni di una coetanea, arrestate 4 quindicenni, altre 3 non erano imputabili. Perché non erano imputabili? Perché avevano meno di 14 anni. Su Instagram. Io penso che se noi andiamo a vedere i telefoni dei nostri figli, almeno 3-4 ore, se voi andate sulla durata di quanto, adesso non ho la statistica, forse Matteo le ha, ma spesso su questi strumenti sta. Il reato è terribile, recente, 615 bis, atti persecutori. Oggi in Consiglio dei Ministri hanno apportato alcune modifiche a questo reato, soprattutto per la parte dei femminicidi e degli stalking alle donne, quindi molto molto interessante, siamo diciamo, sul pezzo, visto che è di oggi il Consiglio dei Ministri. Comunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi chiunque con condotte reiterate minacce o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto. E questa cosa con gli strumenti informatici, stalking informatico, stalking è una cosa che non posso, cioè è difficile, ecco, mettiamoci da questo punto di vista. Se io dovessi stalkerizzare queste 3 ragazze, diciamo, che sono state diciamo, arrestate addirittura per stalking, avessero dovuto fare questa cosa qui appostandosi fuori dal cancello di questa e no, mandandogli dei messaggi di carte, non l'avrebbero fatto. Con Instagram basta, no? Si procede tuttavia d'ufficio, cioè è a querela, ma è d'ufficio se il fatto è nei confronti di un minore. Quindi vuol dire che non serve neanche la querela quando accade, cioè procede la procura d'ufficio. Cassazione 2021, recentissima, il reato di atti persecutori, quindi di stalking, è aggravato dall'utilizzo dei mezzi informatici quando le frasi intimidatorie e minacciose vengono indirizzate alla persona offesa attraverso l'applicazione messaggistica di WhatsApp. Quindi anche l'attività pervicace e costante di messaggi ad una vittima attraverso questi strumenti che noi utilizziamo quotidianamente e che sono anche utili. Adesso io non voglio sparare, non sono assolutamente uno che spara contro la tecnologia, io sono per educare alla tecnologia, che è un concetto diverso, non contro la tecnologia. Però ecco, questi strumenti diventano strumento di, eccolo lì, stalking. Altra cosa molto tipica dei nostri ragazzi. Durante la lezione dell'altro giorno alla scuola ho chiesto, anzi vi dico un segreto, no? Mia figlia, 14 anni, mi ha detto che fra migliori amiche ci si scambia la password di Instagram. Cioè vuol dire che io, se sono suo amico, ho la sua password di Instagram. Avere la sua password di Instagram cosa vuol dire? Posso fingere di essere lui. E questo è un esempio. Ma un'altra cosa gravissima che viene fatta è questa. Vediamo se si legge. Cyberbullismo, un ragazzo su 3 ha un profilo social falso. Allora, finché è un profilo social falso dove fa finta di chiamarsi, che ne so, Wittgenstein e fa filosofia, a me va anche bene, dai, tutto sommato. Ma quello che accade è questo. Crea un falso profilo social per ridicolizzare il compagno di classe 14enne nei guai una quindicenne ammonita dal questore. Quindi l'appropriarsi di una identità che non è la tua, sia essa falsa, sia essa di un compagno di classe, quindi faccio finta di essere un compagno di classe, è un reato che vedremo dopo, si chiama sostituzione di persona.
Come avvocato a me è capitato un caso da gestire in studio su un alunno che ha sottratto il cellulare dell'amico, conosceva la password o perché banalmente i nostri ragazzi non sanno l'importanza della password, anzi ecco un messaggio così, l'importanza della password è fondamentale, la password è una cosa che sai solo tu, nessuno lo deve sapere, tu e tua mamma se sei minorenne, vabbè questo è un altro discorso, però gli hanno portato via il telefono con la password e quando hai la password del telefono hai il profilo, aprono WhatsApp, scrivono facendo finta di essere te e quindi possono insultare il professore, possono insultare la compagna di classe. Chi è stato? Sei stato tu? No, non sono stato io mi hanno portato via il telefono. Sapete quante volte? A me è capitato una cosa del genere. Cyberbulla di 15 anni ruba l'identità a un compagno di classe sui social per perseguitarlo. Vedete? Queste sono proprio notizie giornalistiche, chiaro, io ve le racconto così anche per fare una serata un po' così veloce, allegra e non troppo giuridica, però ecco, non è raro. C'è anche un aspetto molto più pericoloso e triste che non riguarda, diciamo, la condotta di minori ma di signori ben più grandi, cioè quelli che, pedofilia, situazioni di questo genere, fanno finta di essere quindicenni per adescare i ragazzi, in realtà sono, però ecco questo è un altro, però è sempre sostituzione di persona. Chiunque al fine di procurare a sé o altri un vantaggio o di recare ad altri un danno induce taluni in errore, sostituendo illegittimamente la propria e l'altrui persona, attribuendo a sé altri un falso nome, un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto, con la reclusione fino a un anno. Quindi la sostituzione di persona è molto molto grave. Non sono solo i minori. Io ho patrocinato ad una sostituzione di persona di un soggetto che si è finto un'altra persona per parlare male di un ristorante su TripAdvisor. Mi è capitata anche questa. E lui era il proprietario di un altro ristorante concorrente. No comment. Quindi minori sì, stiamo parlando dei nostri ragazzi, però ecco, è un reato per chiunque lo faccia. Oltretutto vi do un segreto, io sono un po' informatico come legale, a dirvi la verità. L'anonimato su internet o comunque sull'informatica non esiste, cioè tu per essere anonimo devi essere un informatico di livello alto, vuol dire usare VPN con Tor, con tutta una serie di strumenti molto complessi, ma al nostro livello, a livello dei nostri ragazzi, quando cercano di farla franca dicendo boh non mi beccano perché magari uso un falso nome, stai tranquillo che la polizia postale arriva e non c'è niente di più identificabile di una persona che naviga su strumenti informatici, chiaro.